È la proposta dell'informazione, del prevenire, ma nel informare bisogna dire anche come si fa prevenzione, cosa significa prevenzione, cosa significa ictus. La maggior parte degli ictus sono determinati da un'incrostazione che colpisce le arterie che portano il sangue ossigenato al cervello in corrispondenza dell'arteria carotide, quasi tutti. Un'arteria accessibile praticamente all'esplorazione con delle indagini diagnostiche molto semplici e poco costose. Siccome l'ictus colpisce soprattutto la fascia di persone tra i 65 e gli 80-85 anni, uno screening, un esame con un Echo Color Doppler delle carotidi permetterà di evidenziare in quale di queste persone di questa fascia d'età esistono delle incrostazioni che possono eventualmente accrescersi. Abbiamo dato dei numeri che sono impressionanti, 10.000 casi nel Veneto. Questi 10.000 casi ci sono 3.000 casi nefasti, cioè con non risoluzione della patologia, gli altri possono essere affrontati. Ecco, noi vorremmo ridurre questa casistica. Ridurre questa casistica significa informare, intervistare, scrivere, dire come si fa a vivere meglio e comunque a usare e applicare stili di vita migliori. Questo potrebbe, anzi darà sicuramente un grande risultato. Noi abbiamo come associazione Indali stampato un decalogo su quelle che sono le norme per cercare di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Tra i fattori che vanno controllati soprattutto la pressione arteriosa, che forse è il fattore più importante, poi va eliminato il fumo, l'alcol, cercare un'alimentazione piuttosto povera di sale, ricca di verdura e di frutta, molta attività fisica, almeno mezz'ora di attività fisica al giorno dovrebbe riuscire a consentire di abbattere fino all'80% il rischio di ictus. La Regione del Veneto deve intervenire su questo, come è intervenuta in altri campi, nei campi della donazione degli organi, nei campi praticamente della chirurgia applicata a determinate patologie. Noi dobbiamo cominciare ad informare i cittadini veneti di cosa possono essere, di quali sono gli stili di vita e di quali sono i centri che vanno essenzialmente a fare questa prevenzione. Si diceva prima, un Echo Doppler che costa 10-15 euro potrebbe praticamente risolverti tutti i problemi e monitorarti nel corso degli anni, dei 65 anni su, e non portarti ad avere una grave patologia invalidante.